Una serata intensa con l'omaggio a Buzzati che tra musica e testimonianze ha raccontato le tante suggestioni che la sua opera continua a ispirare. Il premio Settembrini edizione 129 è stata una serata di emozioni fino alla proclamazione della vincitrice di questa edizione del premio letterario Leonildo e Arnaldo Settembrini dedicato ai racconti. Valeria Della Valle con La vita sognata ha superato di un soffio le altre due opere finaliste, segno di una selezione sempre molto alta che ha messo alla prova prima i giurati tecnici, poi i 30 abbonati del Teatro Toniolo che hanno scelto tra la terna. Vincere il premio Settembrini per me è davvero una conquista. Quando ho letto la storia che c'è dietro questo premio, ho un po' immaginato, ho sognato, un po' come il titolo del mio libro, ho sognato di poterlo vincere, ma era solo un sogno. Ecco, stasera è diventata una realtà e questa realtà ha davvero confermato quella che prima era solo una mia fantasia. Ne sono contentissima e insieme alla contentezza provo un senso di gratitudine per chi ha istituito questo premio, per chi l'ha mantenuto in vita e per il luogo bellissimo nel quale la premiazione è stata fatta, tra l'altro con uno spettacolo di contorno davvero splendido e per le musiche e per le immagini che abbiamo visto. Questo è stato un secondo premio che ho ricevuto.